collaborazione con Asiago Immobiliare, che progetta e costruisce da oltre 40 anni, pensando alla qualità di vita di chi vivrà le sue case. Un'escursione alla scoperta del Taglio del Sile e del Piave Vecchia. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Oggi mi trovo a Porte Grandi, frazione di Quarto Altino, per iniziare un'escursione che noi consigliamo ai nostri telespettatori, specialmente in questo periodo autunnale dove i colori della natura assumono delle espressioni veramente molto forti e secondo me molto belle. Per una puntata secondo me interessante dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ma anche dal punto di vista della didattica. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Abbiamo detto prima della sigla, in questo momento mi trovo a Porte Grandi, frazione di Quarto d'Altino. Con mio grande piacere trovo a distanza di pochi mesi Michele Zanetti, naturalista. Sapete, quando c'è Michele è sempre sinonimo di una puntata all'insegna della natura, dell'ambiente. Cosa ci proponi quest'oggi, Michele? E oggi partiamo dalla conca di Porte Grandi, dalla storica conca che segna il punto di diversione del fiume Sile, e affrontiamo una bella escursione a piedi che ci terrà sospesi tra fiume e laguna e che ci condurrà fino alla diversione del Piave. Quindi sono luoghi storici importantissimi per la Serenissima, per la laguna di Venezia, luoghi ricchi di cultura ma anche di natura e di paesaggio, come tu hai accennato, e quindi troveremo in sostanza numerosi motivi di interesse in questa escursione. Già le conche che noi vediamo in questo luogo sono importantissime perché sono conche vinciane, cioè è un sistema di chiusa in sostanza che consente alle imbarcazioni di transitare dalla laguna al fiume e viceversa, vincendo il dislivello di circa 50 cm che sempre caratterizza il livello delle acque fluviali rispetto a quelle lagunari. Queste porte si aprono e si chiudono, quindi lasciando entrare all'interno del bacino le imbarcazioni e riportando il livello dell'acqua uguale a quello della direzione in cui l'imbarcazione deve proseguire. Questa struttura esiste dalla seconda metà del Seicento, dalla fine del Seicento sostanzialmente, perché i veneziani, volendo allontanare le acque del Sile dalla laguna, acque dolci e quindi acque che portavano la canna di palude, l'impaludamento, il malaere, cioè la malaria all'interno della laguna, hanno scavato il grande alveo del Taglio del Sile, quindi una bretella fluviale rettilinea che collega il Sile con il vecchio alveo di Piave a Caposile, come vedremo poi nel prosieguo dell'escursione. Però a questo punto, dovendo conservare la navigabilità tra laguna e fiume, perché tutte le risorse della pianura trevigiana in sostanza passavano attraverso questa autostrada d'acqua per entrare a Torcello e poi verso Venezia, volendo conservare questa opportunità, hanno realizzato la conca di navigazione che in sostanza sbarra il percorso alle acque dolci, impedisce il percorso alle acque dolci, però consente la navigazione fluviale. Quindi un luogo questo veramente ricco di storia. Un luogo ricco di storia e di fascino, appunto, il fascino che la storia perennemente porta con sé. Pensa che il fiume Sile, arrivato a questo punto, oltre la conca cambia nome e diventa Silone. Il Silone prosegue verso la laguna, ovviamente, con pigre anse,
e sfocia di fronte a Torcello. E quindi la grande autostrada d'acqua che scendeva da Treviso e che portava ogni giorno alla città di Venezia centinaia di barconi carichi di fascine, che poi era la fonte energetica principale che faceva funzionare tutti i dispositivi della Serenissima, passavano di qua e proseguivano la loro corsa giungendo di fronte alla storica cattedrale di Torcello, in uno scenario che è tra i più belli della laguna. Attualmente con la conca di navigazione passano le barche turistiche e le barche da diporto. Chiaramente qui è stata creata anche una darsena, ma sono soprattutto le grandi imbarcazioni del turismo sociale a essere protagoniste dei traffici nautici che ancora si svolgono in questo luogo, e sono imbarcazioni compatibili con la conservazione dell'ambiente, nel senso che avendo il fondo piatto non arrecano nessun danno alle sponde. Qui del resto, entrando in laguna attraverso il Silone, si ha la percezione di come le acque dolci del Sile facessero avanzare l'aggetto del Tizio formato da canna di palude e quindi rischiassero effettivamente di impaludare la laguna nord. Con questa opera gigantesca, una delle grandi opere dei veneziani, del resto ne hanno realizzate parecchie, si è in sostanza arrestato il processo di involuzione dell'ambiente lagunare che apparteneva alle naturali dinamiche della laguna di Venezia. Questa autostrada che praticamente portava alla laguna, c'erano dei dazi naturalmente per entrare, per poter sfruttare questa via di comunicazione. Certo, i caselli autostradali della Serenissima in realtà erano le palade e quindi gli sbarramenti trasversali che lungo le vie d'acqua che consentivano l'accesso alla laguna fermavano le imbarcazioni e consentivano ai dazieri di esigere il pagamento dei dazi. Qui abbiamo la targa marmorea, che ci dice tra l'altro che l'inflazione non era così galoppante, nel senso che una volta scolpiti nel marmo i prezzi rimanevano stabili per lungo tempo, e nella targa, che risale al 22 settembre 1723, come abbiamo visto, sono citati tutti i tipi di imbarcazione da carico con i rispettivi carichi appunto e il dazio che veniva richiesto a ciascuna imbarcazione. Abbiamo iniziato il nostro percorso, ricordiamo che è un percorso di 15 km, comunque un percorso abbastanza facile, anche se comunque impegnativo, nel senso che comunque è un percorso abbastanza lungo, e alla mia destra il taglio del Sile e alla sinistra la laguna, quindi entriamo in alcune suggestioni veramente molto belle e molto interessanti. Sì, qui siamo a circa 1 chilometro dalla partenza, ovvero sia dalla conca di Portegrandi, e ci troviamo all'altezza della borgata fluviale di Trezze. Trezze è sorta sulla sponda sinistra del taglio del Sile, quindi di questa lunga bretella fluviale che unisce il Sile con il vecchio alveo di Piave, ma è una borgata che ha la grande bonifica alle spalle e la laguna di fronte, con il fiume che in sostanza impedisce il rapporto diretto con la laguna. E quindi ciascuno degli abitanti si è dotato di un'imbarcazione per attraversare il fiume e poi ovviamente dispone di una seconda imbarcazione per accedere agli spazi della laguna nord in cui vengono praticate diffusamente la caccia e la pesca. Qui siamo sull'argine destro del taglio del Sile e il percorso rettilineo conduce appunto in una decina di chilometri a Caposile. Apparentemente sembra monotono questo percorso, in realtà essendo sospeso tra fiume e laguna offre scenari che sono incantevoli in tutte le stagioni. Noi abbiamo oggi le atmosfere leggermente velate, un po' grigie dell'autunno, che sono peraltro struggenti, sono molto belle in laguna, ma in ogni stagione ci sono colori, presenze faunistiche e scorci di paesaggio, luci soprattutto, che sono incantevoli. Per cui direi che da questo angolo particolare della laguna marginale, perché questa è laguna marginale, cioè è gronda lagunare, così come viene chiamata, noi possiamo iniziare la nostra avventura che si concluderà alle porte del taglio di Intestadura. Chi è che potresti consigliare, chi è che vogliamo consigliare questo itinerario?
Beh, consiglierei l'itinerario agli appassionati delle escursioni a piedi. Questo percorso può essere affrontato anche in mountain bike, ovvero in bicicletta, ma a mio avviso non concede altrettante opportunità per cogliere tutti gli aspetti interessanti che l'ambiente può offrire. C'è peraltro un punto sensibile del percorso, e questo va sottolineato, cioè il percorso transita vicino ad una garzaia, una colonia di nidificazione di aironi, che nei mesi di maggio e giugno è molto frequentata dagli uccelli che vi nidificano e quindi dovrebbe essere schermato in quel punto. Chi l'ha individuato come percorso di massa, diciamo, per un turismo appunto di scoperte dell'ambiente lagunare, avrebbe dovuto porsi anche questo problema e quindi di contenere l'impatto del transito, che soprattutto la domenica è abbastanza consistente, per evitare che questi piccoli santuari della laguna selvatica possano essere danneggiati da un'eccessiva presenza dell'uomo. È arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti per proseguire questo nostro itinerario. A tra poco, vi aspetto. Show me the meaning of being lonely. So many words for the road. Diciamo che il panorama è veramente molto suggestivo, anche in una giornata che, diciamo, da un punto di vista meteorologico non è stata molto fortunata perché è un po' grigio, però forse è quello che dà ancora più fascino. Che ne dici, Michele? Bentornati, seconda parte di Viaggiando Viaggiando, sempre con Michele Zanetti, naturalista, Valle d'Ogà. Valle d'Ogà, in effetti, credo il luogo più importante, il contesto più importante dell'intera laguna di Venezia. 1600 ettari arginati e quindi separati dalla laguna aperta, il 3% della superficie lagunare, ma un contesto di carattere ecologico, naturalistico impareggiabile. Pensiamo che in Valle d'Ogà si sono stanziati 3.000 fenicotteri che negli ultimi anni hanno colonizzato la laguna di Venezia e che in Valle d'Ogà lo scorso anno è avvenuta la prima nidificazione registrata dei fenicotteri con 22 nascite andate a buon fine. Uno di questi, un giovane inanellato, è stato ricatturato, quindi l'anello è stato letto in Tunisia nell'inverno successivo, quindi nell'inverno scorso, per dire come le popolazioni di fenicotteri del Mediterraneo siano tutte collegate in sostanza, e quindi come i trasferimenti di individui da una colonia all'altra siano la regola. Ma all'interno di Val d'Ogà non ci sono soltanto i fenicotteri, c'è un patrimonio ornitologico di valore continentale, di valore europeo. Ci sono spatole nidificanti, marangoni minori, aironi cenerini, aironi rossi, cigni reali, volpoche, moltissime, cavalieri d'Italia, avocette. In sostanza, tutto ciò che gli ornitologi, i fotografi e i naturalisti vorrebbero incontrare ogni volta che escono e che frequentano l'ambiente naturale. È tutto condensato qui, tutto all'interno di Valle d'Ogà. Valle d'Ogà tra l'altro gode di una gestione, diciamo, particolarmente attenta e sensibile a questi aspetti e quindi rappresenta sostanzialmente il cuore di quello che auspichiamo possa essere, e qui lancio una piccola provocazione, il futuro parco internazionale della laguna di Venezia. Ci siamo spostati di qualche metro per parlare anche del Cason di Valle. Sì, il Cason di Valle d'Ogà, che sta alle nostre spalle, è un po' il centro operativo della valle, nel senso che l'edificio, che tra l'altro ha una foggia tipica dell'architettura lagunare, funge da foresteria e ospita in parte il personale addetto ai lavori di gestione e di manutenzione della valle. Non dimentichiamo che la valle è una valle da caccia e pesca, e quindi vi si pratica l'itticoltura, come abbiamo detto, pertanto branzini, orate e cefali rappresentano i prodotti della valle. Questi pesci vengono catturati allo stadio di Avannotti e quindi nelle forme giovanili
e immessi nella valle nei mesi primaverili, dopodiché diciamo, affrontano un percorso di allevamento libero allo stato brado appunto, quindi con alimentazione assolutamente naturale, che dura dai 3 ai 5 anni a seconda della specie. Al termine del ciclo vengono catturati e diciamo, inviati ai mercati ittici, ma una parte viene commercializzata direttamente in valle, che ha creato, con una scelta molto intelligente a mio avviso, una pescheria per la vendita diretta dei propri prodotti e quindi per un rapporto diretto produttore-consumatore. Michele, poc'anzi proprio abbiamo parlato di questa scelta, di questa occasione di pesca, di commercializzare il pesce che si produce proprio all'interno. Naturalmente noi siamo come San Tommaso che dobbiamo vedere di persona, quindi siamo entrati assolutamente senza avvisare, questo ve l'assicuro, e guardate che meraviglia, pesce praticamente appena pescato. Sì, pesce appena pescato, ma soprattutto pesce pregiatissimo, cioè pesce con alimentazione naturale, non d'allevamento, pesce marino che viene allevato all'interno delle valli da pesca proprio per questa commistione di acque salate e acque dolci che le valli riescono a garantire, e pesce appunto con carni finissime, pensiamo al branzino, che è un grande predatore tra l'altro e che nella valle raggiunge addirittura dimensioni record come i 2 individui che vediamo appena pescati. Un pesce che ha un valore di mercato particolarmente elevato e che qui viene commercializzato, come dicevi, freschissimo e a prezzi assolutamente convenienti. Ma c'è soprattutto la percezione nell'acquirente di poter godere di un prodotto diretto della Valle da Pesca, un prodotto locale a chilometri zero, e questa è una condizione assolutamente di grande vantaggio sia in termini economici che in termini psicologici per il cliente appunto. Michele, come di consueto purtroppo il tempo è tiranno, quindi per questa puntata siamo verso la fine del nostro viaggio, che però continueremo e concluderemo la settimana prossima. Molto particolare il ponte fatto di barche alle nostre spalle. Certo, potremmo dire a questo punto che Caposile è il luogo dei ponti speciali. Qui ci sono 3 ponti, uno tradizionale sulla strada provinciale, uno a bilanciere storico dei primi del Novecento, come abbiamo visto, e uno di barche, quindi un ponte che ruota su se stesso, ancora una volta per consentire la navigazione e quindi il passaggio dei natanti. Teniamo presente che lungo il taglio del Sile e poi lungo la Piave Vecchia risalivano imbarcazioni da carico, i burci e poi le chiatte più recentemente, e che di tanto in tanto transitano ancora, quindi l'attualità del ponte di barche non è mai venuta meno. E comunque questo straordinario crocevia fluviale in cui il taglio del Sile incontra la Piave Vecchia e il Sile Piave Vecchia conserva intatto tutto il suo fascino e quindi l'importanza anche logistica per la navigazione fluviale. Una navigazione che, ricordiamo, si collega con la Litoranea Veneta, che poi consente questo collegamento per acque interne tra la laguna di Venezia e le lagune del Veneto orientale fino al Golfo di Trieste. Abbiamo visto, Michele, quest'oggi quindi questo percorso molto suggestivo, l'abbiamo detto più volte, dal forte impatto ambientale e naturalistico. Noi naturalmente, come abbiamo già anticipato, la settimana prossima proseguiremo il nostro viaggio, partiremo proprio dal ponte che hai citato poc'anzi, dal ponte a bilanciere che si trova qui a poche centinaia di metri. Diamo però delle informazioni a chiusura di questa puntata di servizio ai nostri telespettatori. Abbiamo detto un percorso completo da fare di 15 km, partenze, varie tappe, arrivo. Certo. Allora noi abbiamo proposto una passeggiata di 15 km, che significa che la si può fare in qualche ora, in sostanza calcoliamo che 1 chilometro si percorre con passo escursionistico in circa 20 minuti. Una passeggiata che parte dalla conca di Portegrandi, che giunge dopo circa 10 km allo snodo fluviale di Caposile e che prosegue poi risalendo il corso della Piave Vecchia fino alle Porte del Taglio, ovvero sia alla località intestatura di Musile di Piave, luogo storico in cui è avvenuta la diversione del fiume Piave. Lì l'escursione si conclude e non a caso, noi ci abbiamo pensato, evidentemente, c'è un'osteria tradizionale che potrà anche, diciamo, risollevare, non solo moralmente ma soprattutto fisicamente,
l'escursionista dalla sua fatica con ottimo vino e quant'altro. Con la tua associazione organizzate delle escursioni guidate in questa passeggiata? Sì, sia l'Associazione Naturalistica San Donatese che l'Associazione Culturale Naturalistica Il Pendolino, che svolge attività eminentemente didattica, hanno organizzato e continuano a organizzare visite guidate in questi luoghi perché riteniamo che la loro valenza e quindi gli aspetti interdisciplinari che li caratterizzano costituiscano un'opportunità di crescita culturale per chi partecipa a queste escursioni notevolissima, proprio per conoscere le caratteristiche di questo territorio di confine sospeso tra terraferma di Bonifica e Laguna di Venezia. Ultima cosa, siamo proprio alle battute finali, vogliamo ricordare il sito internet del Pendolino? Sì, ambedue, quello dell'Associazione Naturalistica San Donatese che è www.associazionenaturalistica.it e quello del Pendolino che è www.ilpendolino.it. Grazie Michele. Grazie a voi. Anche per oggi siamo arrivati alle battute finali di questa puntata di Viaggiando e Viaggiando. Permettetemi di ringraziare ancora una volta il naturalista Michele Zanetti, che è sempre un piacere lavorare, comunque lo troveremo la settimana prossima, è sempre un piacere, dicevo, lavorare assieme a Michele. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento con noi fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi. In collaborazione con Asiago Immobiliare, che progetta e costruisce da oltre 40 anni, pensando alla qualità di vita di chi vivrà le sue case.